C'è un filone narrativo che racconta la nascita del primo lazzaretto e poi la fondazione di altri lazzaretti nei domini veneziani e poi di altri ancora su modello veneziano degli altri stati, perché possono toccare con mano i risultati positivi, perché a Venezia non torna più la peste dopo 1630 e quindi cominciano a creare anche degli altri lazzaretti che diventano inevitabilmente anche lazzaretti di concorrenza commerciale, come quella di Trieste e degli Asburgo. Poi c'è un filone che espone tutti i documenti inediti e sono relativi all'informazione. Cioè i veneziani si rendono conto, sono mercanti e quindi hanno costruito le loro fortune sul reperimento di informazioni, sui mercati migliori, sui pesi, sulle misure, sui momenti anche in cui si possono scambiare più favorevolmente le merci. Così fanno anche con le epidemie. E quindi i mercanti veneziani cominciano dall'inizio del Cinquecento, anche prima ma in maniera decisa e formalizzata dal punto di vista legislativo, a utilizzare e imporre delle fedi di sanità, ovvero dei passaporti sanitari, con l'indicazione del nome, della data di partenza, del luogo di partenza e del luogo di arrivo. E queste informazioni consentono di individuare le persone ammalate e di sospendere i rapporti con i luoghi di provenienza e di informare attraverso i proclami di sanità tutte le altre nazioni dei luoghi appestati, cioè dei nuovi focolai. Questo è il secondo filone. Il terzo filone è quello delle immagini dei lazzaretti come erano e come sono adesso. L'Europa non poteva mancare a questa mostra per vari motivi. La mostra ci parla di vicende che non sono soltanto vicende veneziane, sono momenti molto importanti nella storia dell'Europa. Il diffondersi della peste nel nostro continente è considerato da molti storici uno spartiacque, il momento di crisi del periodo medievale in Europa. Il fenomeno, il flagello della peste interessa tutto il nostro continente e non solo, perché è una pandemia che ci viene dal mondo islamico e dall'estremo oriente. Il Consiglio d'Europa, come voi sapete, è l'organizzazione che dal 1949 difende i diritti umani in Europa e non solo. Il diritto fondamentale è quello alla vita, ma non un'esistenza qualsiasi, un'esistenza dignitosa, che vuol dire anche accesso alle risorse, al cibo, all'acqua, all'istruzione, e vuol dire anche una vita sana, quindi il diritto ad avere un'esistenza scevra da malattie. A questo diritto individuale corrisponde il dovere delle istituzioni, il dovere del pubblico a organizzare dei sistemi sanitari pubblici. Il primo sistema sanitario pubblico nasce a Venezia in risposta al flagello della peste. Quindi questi sono, se volete, i due motivi principali per i quali al Consiglio d'Europa sembrava assolutamente importante essere qui a Venezia oggi per l'inaugurazione di questa mostra. Credo che questa mostra, tra i tanti contenuti, ci ricorda l'importanza della sanità pubblica che i veneziani per primi sostanzialmente sono riusciti a declinare e a strutturare in maniera organizzata dentro un processo statuale, con autorità e con articolazioni e anche con una visione globale. Sanità pubblica vuol dire prevenire, certamente, vuol dire però farsi carico come comunità di tutti gli stili di vita, di come ci aggreghiamo, di come viviamo, di come lavoriamo, di come commerciamo, perché proprio l'insieme di questi fattori, l'attenzione alla salute in tutti questi fattori che determina la vera prevenzione, che vuol dire la capacità di garantirci salute e benessere. E l'altra grande lezione è che proprio nella Serenissima si è declinato in maniera molto evidente quanto poi è riemerso anche durante gli anni più recenti, è del fatto che benessere, economia, ricchezza e salute vanno
vanno a braccetto, non ci sono, una senza le altre non è possibile e viceversa. E questa credo sia una lezione che dobbiamo declinare quotidianamente nel progettare, nel costruire, nello sforzo che facciamo quotidianamente per migliorare la nostra qualità della vita, per porre attenzione alla salute dei singoli ma anche della comunità, ma per porre attenzione anche al benessere e alla ricchezza delle nostre comunità.